Presidente, lei non manca mai questo tradizionale appuntamento con l'agricoltura veneta? No, assolutamente no, penso che sia un segno fondamentale e anche come si può dire, un segno di rispetto nei confronti degli agricoltori. Oggi l'agricoltura, soprattutto in questa provincia e in Veneto, ha sicuramente indicatori super positivi. Stiamo parlando di 6 miliardi di prodotto interno lordo, di PIL, stiamo parlando di oltre 160.000 partite IVA e di giovani che crescono 2 cifre in agricoltura. Però ricordiamoci anche di quelli che si sono spaccati la schiena, il successo e i soldi non li ha mai visti. Penso ai tanti che hanno coltivato le colline e ai tanti purtroppo che hanno anche perso la vita sulle nostre colline. Ecco, una fiera che è diventata internazionale, quindi insomma sempre più attrattiva anche per chi arriva dall'est. Beh, direi di sì, questa è la lungimiranza che ha avuto l'amministrazione comunale di Santa Lucia di Piave di investire su questa visione internazionale della fiera. Penso che i risultati siano palpabili, insomma le delegazioni straniere si vedono, ci sono molte produzioni straniere esposte in fiera e soprattutto questo scambio di idee, di prodotti e di tecnologie giova a tutti, giova a noi e giova a loro. Un settore che dimostra anche di saper spendere bene i soldi europei, il PSR. Ma sì, guardate, noi abbiamo investito 1,5 miliardi di euro, i veneti hanno creato l'overbooking, siamo l'unica regione che ha speso tutto quello che doveva spendere. Investito bene vuol dire che dietro ai fondi comunitari ci sono degli imprenditori veri. Ringraziamo il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e diamo il benvenuto a Luca Bellotto, Vice Sindaco di Santa Lucia di Piave. Allora, Vice Sindaco, lei diceva che veniva in questa fiera da bambino, c'erano gli animali, oggi il mondo dell'agricoltura si è modificato, si è innovato e lo possiamo vedere qui attorno a noi. Beh sì, venivo circa 30 anni fa, da quando sono nato con il nonno, perché il lunedì era la tradizione di venire alle fiere per l'acquisto degli animali, dal cavallo all'asino, cosa questa che via via negli anni la burocrazia e le attenzioni sanitarie sono aumentate e quindi sempre meno si vedono animali in fiera, però si vedono innovazioni tecnologiche che 30 anni fa non c'erano, si sono visti investimenti importanti da parte degli agricoltori e quindi anche gli espositori hanno creduto che Santa Lucia fosse un luogo in cui esserci. Sono ritornati in massa da qualche anno e noi abbiamo investito come amministrazione, come azienda speciale fiere parecchie decine di migliaia di euro per dare un plateattico, per dare una piazza che possa valorizzare tutte queste macchinari. Se questa fiera esiste è grazie ovviamente all'impegno dell'azienda speciale, del comune, ma anche dei tanti volontari che si impegnano. Beh, senza dubbio, senza i volontari che dalla sicurezza a come vengono messe le bancarelle, a come vengono esposti tutti gli stand all'interno della fiera, senza di loro non riusciremo a farla, perché noi la facciamo quasi totalmente con risorse comunali e quindi avere degli appassionati che credono che questi 3 giorni siano ancora sacri per il loro comune, per il loro territorio, è fondamentale. Ecco, lei ha sottolineato come anche dal punto di vista delle infrastrutture sia necessario aprire il casello di Santa Lucia di Piave. Beh, senza dubbio la porta naturale alla sinistra Piave, alle colline UNESCO e alla nostra fiera. Avere un casello che collega direttamente a Venezia e poi alla Pedemontana, come ci ha detto il governatore, perché il problema è sì che in 10 minuti arriviamo a Montebelluna, il problema è che da qui a Treviso Nord magari ci mettiamo 20 minuti, mezz'ora, questo è il vero problema. Poi pensate da Pieve di Soligo, tutto il settore del mobile e il settore del prosecco chiaramente hanno un estremo bisogno di avere un'infrastruttura come il casello di Santa Lucia. Io ringrazio il Vice Sindaco Luca Bellotto, grazie. Siamo insieme ad Alberto Nadalla, amministratore unico dell'azienda che organizza la fiera di Santa Lucia di Piave, che quest'anno giunge alla sua 1359esima edizione. Quali sono, diciamo, i numeri di quest'anno?
Beh, sicuramente 1359 anni di storia sono molti, diciamo questi sono legati alla fiera appunto tradizionale, quindi a quella del bestiame delle merci varie. Qui era un crocevia importantissimo tra i popoli del nord Europa, insomma, e del Mediterraneo, ma aggiungiamo anche alla quasi 80esima edizione della meccanizzazione in agricoltura, una meccanizzazione che oggi rappresenta un fulcro importante per il territorio, un indotto importante e soprattutto produrre con tanta innovazione e tanta sostenibilità. Qui abbiamo visto la presenza del presidente Luca Zaia, che devo dire non manca mai a questo appuntamento in cui si vede la trasformazione del mondo agricolo, che oggi è innovazione e anche sostenibilità. Esattamente, il Presidente ogni anno viene volentieri a questo evento perché insomma rappresenta anche un po' le sue origini, da dove lui viene, e riconosce anche l'importanza, ecco, di quello che si sta facendo nel nostro territorio, perché non possiamo più pensare di produrre prodotti riconosciuti di eccellenza in tutto il mondo senza che questi appunto vadano anche nella direzione della sostenibilità. L'agricoltura oggi sta dando molte risposte e l'agricoltore è sempre di più custode del territorio e quindi quello che lo custodisce lo valorizza il territorio. Ecco, a chi dice che le fiere sono passate di moda, voi rispondete facendo anche sinergia. Esattamente, abbiamo fatto sinergia su un progetto, ecco, che guarda anche al turismo quest'anno con Longarone, Godega e San Donà, perché crediamo che il turismo e valorizzare soprattutto i territori dove produciamo queste grosse eccellenze sia fondamentale, perché oggi il prodotto vive anche di immagine, oggi il consumatore compra non solo il prodotto ma compra anche il territorio dove viene prodotto e noi abbiamo dei territori che ci invidiano in tutto il mondo, dobbiamo saperli spendere. Grazie ad Alberto Nadal. Helen Hidding, ambasciatrice delle meraviglie del Piave, tiene anche la fascia. Helen, orgogliosa? Orgogliosissima, guardate che meraviglia, questa meraviglia, essendo ambasciatrice appunto delle meraviglie del Piave, onoratissima, ribadisco, felicissima, e poi come ho detto anche prima, insomma, mi sento un po' a casa perché andando in giro con Melaveri, il programma che conduco, insomma, incontro sempre delle persone che oggi si trovano tutti qua insieme e mi fa veramente piacere. Di quali prodotti avete parlato nelle vostre trasmissioni che arrivano dal Veneto, da questa zona? Allora, io ultimamente ci sono stata poco e chiedo scusa, però mi ricordo che sono stata l'anno scorso che abbiamo fatto la pecora Brogna, che è una pecora bellissima. Stava rischiando di scomparire e poi c'è stato questo allevatore che insomma ha voluto sì che andasse avanti diciamo l'allevamento, però ci sono più i miei compagni, anzi c'è più Vincenzo che ultimamente sta venendo sempre qua perché so che ha fatto un allevamento di cozze, di vongole, e poi ha fatto anche latte busche, ha fatto l'olio, anche i formaggi. E i formaggi di tutto, perciò speriamo adesso che sono venuta oggi qua, salve. Vabbè, qui siamo nella fiera, insomma, siamo live, succede di tutto e di più, perciò sperando, andando in giro per la fiera, magari c'è un'azienda interessante dove si può andare a visitare, insomma. Grazie Helen, Grazie. grazie.